Stadio Pietro Cangemi di Torre Grotta, i padroni di casa tornano a calcare il terreno amico nella seconda giornata del campionato di prima categoria rosso-blu, che hanno iniziato al meglio la stagione grazie al successo esterno contro il Tau Naxos per 3-1, avversario di giornata il Città di Linguaglossa all'esordio nel torneo dopo aver osservato il turno di riposo lo scorso weekend. La formazione iniziale dei padroni di casa: Foti, Ferlazzo, Giordano, Matai, Siracusa, Isgro, Arena, Battaglia, Trimboli, Rotella, Aloe. Dall'altra parte Città di Linguaglossa, La Fauci, Malfitana, Zappalà, Bertuccelli, Di Mauro, Oliverio, San Filippo, Di Marco, Scivolone, Cardia, Aleo. Passiamo allora al film del primo tempo. Le immagini sono di Francesco Morabito al quinto, palla a Trimboli, il Torre Grotta subito in avanti, 1 contro 1 di Trimboli che passa l'avversario, cerca la conclusione col mancino, il pallone però viene respinto. Minuto 9, Battaglia in area di rigore, viene toccato così e calcio di rigore, massima punizione per il Torre Grotta che ha la grande occasione di ritrovarsi in vantaggio. Dal dischetto va Giovanni Giordano, non sbaglia spiazzando il portiere e facendo così 1-0. Minuto 17, ancora il Torre Grotta con l'entusiasmo del vantaggio. Arena per Aloe che va a calciare, stavolta però il portiere La Fauci riesce a dire di nome, pallone al lato. Minuto 25, il Torre Grotta torna a bussare in zona offensiva con Trimboli per Siracusa, si libera dell'avversario Siracusa, bellissimo anche il traversone, l'uscita però di La Fauci che riesce a tenere lì la sfera, si salva in questo caso la formazione ospite che al 30° bussa alla porta avversaria, palla a San Filippo che calcia alto. Minuto 33, Arena mette a sinistra su Aloe che salta il diretto avversario, dà uno sguardo in mezzo, il passaggio risulta illuminante per Rotella che batte nell'1 contro 1 La Fauci, 2-0 del Torre Grotta. Ma che assist quello di Aloe, che è anche sfortunato perché poco dopo deve lasciare il terreno di gioco. Al suo posto Abate al 41° Siracusa per Rotella, va a calciare anche bene dopo aver vinto il duello con l'avversario, ma La Fauci dice di no. Fine primo tempo al Pietro Cangemi, il Torre Grotta fin qui conduce per 2-0. Sulle Città di Linguaglossa decidono i gol, quelli realizzati dal dischetto da Giordano e quello realizzato da Rodella al 33°. Inizia la ripresa filtrante di Trimboli per Rodella, riesce a parare La Fauci. Minuto 47, entra la spada sul terreno di gioco, problemi per Battaglia. Minuto 50, palla di Abate per Isgro, va a calciare di prima intenzione Isgro, il mancino malamente sul fondo. Minuto 55, azione personale di Isgro che cerca di mettersi in proprio, salta un paio di avversari, palleggia, entra in area il mancino, cerca il palo più lontano, il pallone incoccia però la traversa e rientra in campo. Minuto 58, San Filippo apre in zona destra, cerca la conclusione di un calciatore in maglia biancorossa mettendo però il pallone alto. Minuto 60, il Torre Grotta va a ipotecare il successo, Arena difende bene il pallone e manda in corsia Ferlazzo, dalla destra parte il traversone perfetto, l'inserimento di Trimboli che vale il 3-0, gran gol quello del Torre Grotta, sicuramente non da prima categoria. Dall'altra parte arriva anche una bella conclusione di Cardia, il pallone di un soffio fuori, entra Torre, esce Isgro. Minuto 68, filtrante di San Filippo per Cardia, la grande occasione del Città di Linguaglossa per trovare quantomeno la rete. Cardia però non trova la porta, tutto fermo per posizione di fuorigioco. 75°, Arena parte da centrocampo, fa il solco per vie centrali, poi l'assist è quello per Rotella, destro di controbalzo, gol del 4-0, acuto rosso-blu. Il risultato praticamente in ghiaccio. 80°, ancora Rotella che però si fa chiudere in questo caso lo specchio dalla Fauci. Minuto 83, entra Consolo Coniglio, esce Rotella. 90°, il Città di Linguaglossa chiude in zona offensiva per cercare il gol della bandiera, ma Foti dice no ad Aloe. Termina così la gara al Pietro Cangemi, Torre Grotta che vince, lo fa per 4-0 sul Città di Linguaglossa. Un cordiale saluto amici di Wii Sport e come sempre alla prossima.